è stato veramente alimentare la mia anima, anche se non so cosa sia l'anima. La fornace degli artisti sulla fornace Guerra Gregori di Treviso è stato, se vuoi, un mio personale divertissement prima che un lavoro, perché è entrato a contatto con questa signora che è la protagonista del documentario, con quello che lei conserva con grande amore, opere d'arte, bellezza. Io ancora prima di capire quale fosse la valenza pubblica di quello che stavo per andare a raccontare, avevo capito qual era la valenza per me. Io mi sono dato l'occasione di stare dei giorni dentro a questa bellezza che avevo intravisto. È stato veramente alimentare la mia anima, anche se non so cosa sia l'anima. Però è stato dare bellezza alla mia esistenza e al mio lavoro, che è tante volte la normalità di un lavoro quotidiano e che ho la fortuna di poter trasformare in alcuni momenti in dei picchi di piacere che prima di tutto sono per me e che poi io tramite i miei lavori provo a trasmettere anche agli altri.